è la coscienza della gente che è messa in gioco, è il fatto che questo sistema deve essere riformato. Io, a conclusione di questa roba e nel momento in cui ritengo di aver raggiunto l'apice del pericolo, di quelle famose paure che avevo, è che non so più chi è il mio nemico. Non credo che il mio nemico siano i calabresi, non lo credo, credo che il pericolo venga da altre parti. A ruota libera, lasciando però tanti dubbi ancora aperti, l'ingegnere Antonio Menegone, il superperito nella battaglia contro i velox irregolari, che ha voluto spiegare il perché del suo allontanamento e soprattutto ha raccontato le vicende che lo hanno riguardato in prima persona relative al suo lavoro che sta portando avanti da oltre 20 anni, consulenze, indagini che ha svolto risultando per qualcuno forse persona molto scomoda, cominciando dalla nomina nel settembre 2023 a consulente della Procura di Cosenza per i velox, avrebbe smascherato a suo dire un giro d'affari ben preciso con nomi e cognomi. Aperto il processo si era detto che avrebbe dovuto testimoniare, fatto che lui stesso smentisce oggi. Io non ho mai avuto nessuna convocazione e ritengo che mai avrò una convocazione. Per che motivo? Perché la mia perizia che ho depositato, che mi è stata pagata, è stata seppellita. Menegon parla di dispositivi mai omologati e ugualmente attivati, di interessi dei cittadini non rispettati. C'è questa differenza che vede il cittadino, no, visto in una maniera che ha molte meno tutele di quanto succede per un qualsiasi funzionario di pubblica amministrazione. E questa è una cosa che mi amareggia molto. Lei si è sentito minacciato dallo Stato? Beh, da poteri dello Stato. Io credo che anche nel passaggio tra molte delle vicende che mi sono occorse anche sotto il profilo giudiziario ci sia alla fine un suggeritore. A volte dico che sono diventato il cospito della giustizia, cioè un'entità in cui viene riconosciuta come una persona pericolosa,